Sono Gianni Sedda, vengo da Gavoi, sono libero professionista e ho intrapreso una nuova attività. Con il Barbagia Rent Bike mi occupo di noleggio e-bike, propongo ai turisti, a chi vuole vivere un'esperienza diversa lontano dalle coste, in mezzo alla montagna al fresco, degli itinerari in bici che gli danno la possibilità di scoprire quindi una Sardegna diversa. La Barbagia o l'entroterra è una zona fatta di cultura, di tradizioni, ricca di paesaggi spettacolari, di sentieri naturalistici proprio adatti alla percorrenza in bici. Siamo nel bel mezzo della prima stagione, sto riscontrando una certa risposta soprattutto dal turismo straniero, probabilmente perché sono più abituati ad affrontare un turismo esperienziale, un turismo dinamico, quindi che ha qualcosa che ti lascia dentro, che poi puoi raccontare. Faccio parte anche di un'associazione sportiva dilettantistica, il Biking Gavoi, da oltre 10 anni, con i quali ci occupiamo di pulizia dei sentieri. Da lì, da questo amore per territori e bici, è nata l'idea del Barbagia Rent Bike. Quindi ho voluto sfruttare ciò che la mia zona, il mio paese offriva. È un'esperienza in e-bike aperta a tutti quanti, per famiglie, gruppi di amici più o meno giovani, in quanto grazie alla pedalata assistita permette a chiunque, anche a chi non ha particolare esperienza o allenamento, di affrontare un percorso senza neanche troppo stress, sapendo che comunque quando poi arriverà una difficoltà lungo il percorso, una salita, avrà sempre un ausilio per poterla affrontare col sorriso. Grazie al GAL ho potuto partecipare a un bando per poter affrontare la spesa delle e-bike. Ho potuto dotarmi di un parco di 6 bike, quindi ho potuto anche acquistarne di diverse taglie per poter accontentare il numero più ampio di clienti. Sono bici a pedalata assistita di ottima fattura, perché comunque manutenzione e sicurezza devono venire prima di tutto. Quello che più apprezzo che amo di questa attività è lo stare a contatto con altre persone. Ogni volta è un'esperienza nuova, perché ci si interfaccia sempre con clienti diversi. E poi godermi quello che offre la mia terra, i paesaggi, l'aria aperta, tutto spettacolare. Consiglio di affrontare un'esperienza in e-bike. Non è una bici per pigri come spesso si sente dire, ma è un modo intelligente per affrontare un'escursione per chi non ha particolare allenamento o esperienza. Si ha sempre la certezza che c'è un ausilio qualora subentri una particolare difficoltà fisica, e poi è un invito anche non solo per i turisti ma anche per le persone del posto a conoscere meglio la nostra terra.